No, stai buono, stai buono. No, no, non tocco niente, promesso. Promesso, porca. Non cazzo senso. Capisce che non mi sta prendendo niente. Da come fa? Perché? Ora piglia. Ora non piglia più. Ora piglia. Eccoci Ora non piglia qua. più. Ora non piglia. Ora piglia. Beppe? No, ora fa il cretino, guardalo. Io ti levo ti levo, vai, ciao. E vado. Ha già rotto le scatole, guarda. Oh, basta! Non possiamo farli stare qui tutta la sera. Piglia ora, piglia. Per il culo piglia. No, No. non mi fa dire parolacce Ok. stasera. Non si può dire parolacce. A me è scappata Stasera, subito, ragazzi. porca miseria. Non lo sapevo. Non l'avevo visto perché allora, scusate, allora intanto scusatemi, è colpa mia. Stavolta è colpa mia. Ho cambiato microfono. Si vede? Sì, Si vai avanti, sente? vai. Stai buono perché tanto vai anche a scatti. Un piglia, niente. Tanto va, fa scarto. No, io qua. Ma chi l'ha inventata sta linea? Porca miseria, Maria Mazzoppa. Saluta Già. tutti No, intanto, saluta. saluto tutti, Anna, un posticino, Fabio, Elisa, De Chiatton, Tommaso, poi un'altra volta Anto. Ho salutato tutti, salutiamo tutti. C'è 8.000 persone, 800 persone, scusate, Sì, mamma mia. 8 milioni. Oggi Allora, un botto di gente. andiamo subito al dunque. Chi abbiamo stasera? Oh, ma te, sì, no, Lucio, ma te noti nulla di diverso stasera qui, nella Sì, mia... che vai a scatti e hai messo la chitarra che fa interferenza. Ah, tu dici quella? E ti sei Potrebbe fatto essere capelli. questa? Potrebbe Ecco. essere questa? Secondo me è Cosa hai messo questa. lì? Mi sono fatto Ti sei fatto capelli. Ascoltami. capelli. C'è Ciriaco anche. Sì. Ciao Ciriaco. Buonasera Ciriaco. Ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera Gian. Buonasera a tutti. Buonasera Allora, William. Buonasera a tutti. Basta. Allora, stasera siamo stracontenti veramente, perché noi nell'uscita del 1° maggio, come si diceva l'altra volta in live mercoledì scorso, a parte la gomma scoppiata, che oggi ci ha voluto 6 ore per cambiarle, e le preghiere che abbiamo fatto, giustamente ricordando Tiziano, e Bolgheri che ci hanno mandato Sì, via. abbiamo Bolgheri, pregato. che faremo tanta pubblicità, ma negativa, a quelle Sì, speranze lì. sicuramente. Però c'è stata una luce, ok? Una luce in quel weekend, che sono stati veramente l'agri camper. Beppe, dimmi il nome, vediamo se te lo ricordi. E non sentivo nulla. Sì. L'agri camper di Gioia Selvaggia e Fabio. Ok, Ora mi piglia, fermo. Non so cosa ho fatto, mi piglia. Non ti piglia nulla, stai buono, fammi parlare a me stasera. Fammi parlare a me che almeno vado. Te stai buono, te fai solo Hasta così mi piglia. Fai così con la testa. Allora, siamo stati in un weekend bellissimo, in un posto veramente bello, relax totale. Purtroppo ha piovuto, ma nella pioggia, la gomma scoppiata, in quel posto lì non ce ne fregava nulla. Andava bene così uguale. Ma gli fa una sebip all'acqua perché? Bravo. Allora, no, come si bip? Si fanno venire su? Aspetta, fa venire sull'oro e via io, guarda. Eccoli qua. No, ora perché non le... Ah, aspetta, eccoli. No. Dilla, Michele. Ciao a tutti. Eccoci qua. Buonasera belli, buonasera a tutti. O vi stringete perché mi manca... Eccola qua. Fabio. Ecco la famiglia al completo. Vorrei mucchia. Si vogliano tutti. Allora, o allontani la fotocamera o allontani il muro. Ma siete tutti uniti perché sennò è assembramento questo, eh? No, è in famiglia. Allora, una cosa che voglio dire, io spero mi figli perché questa cosa mi dovete ascoltare.
quanto è bello vederli sorridere tutti. Vieni, arriva Fabio. Vero? Vieni Fabio. Vieni Fabio. Ne mancava uno infatti. Eccolo. Eccolo il nostro Fabio. Grande Fabio, grande Fabio. Ci sentite tutti voi? Sì, vero? Sì. Ok. Fabio, noi non ti abbiamo conosciuto il 1° maggio perché eri sempre a giro. È vero? Eri sempre a giro per l'Agricamper. È vero? Non ti si trovava mai. Cos'è successo? Cos'è successo? Ha messo la cassa, se no non si sentiva. Ah, ok. Ok, ora si sente bene. Perfetto, ci sentiamo. Sì, aspettiamo Michele. Vieni. Alzati. Oddio. No, alzati. Allora, io intanto inizierei col dire che è una splendida famiglia. Okay. Grazie. Permettetemelo perché è veramente bello vedere una famiglia così unita e sorridente. Ok, per me è già tantissimo, Sì. guarda, già veramente bello. E vi dico che questa atmosfera che abbiamo stasera di sorriso, noi l'abbiamo trovato anche appena siamo arrivati lì. Okay, appena siamo Scusa, arrivati all'Agricamper. posso interromperti? Gioia, non si vede bene. Madonna il ritorno. Ora c'ho il ritorno delle cuffie vostre però, Michele. Sì. Della cassa. Ti conviene spengerla. O spengi l'audio da una parte o la cassa. Prendi la cassa. Vai, ci sentite bene? Vai, perfetto. Eccoli qua, Senti? già il primo messaggio di Omar. Bellissimi, sicuramente da andarli a trovare nel loro Agricamper. E bisogna ancora partire con la live. Bisogna ancora partire. Okay. Allora, la cosa bella è questo. Quello che si vede, la famiglia. Madonna, io sento un ritorno. Lo sentite anche voi? Aspetta, Beppe, aspetta. Beppe, voi Tilla mi senti bene? No, senti sì? Beppe. Scusate, ma Beppe stasera rompe i cosiddetti, ma non lo diciamo. Proviamo a fare così. Allora, intanto facciamo parlare a loro. Allora, intanto presentateci un po' tutto quello che avete costruito, il vostro Agricamper, quando nasce, da dove nasce, insomma. Siete a voi la parola. Allora, Shelly. Allora, parlo io. Aspetta, allora. Tilla, perché Tilla è spettacolare, perché fa dei video, delle gag, sono stupende. Oh, no, cioè, noi non c'è nulla, Non avevo dubbi che parlava Tilla, non avevo dubbi. Ma io mi diverto! Infatti siamo a casa Berchetto per divertirsi, sicché... Oh, meglio che qui, ragazzi, non tu potevi trovare divertirti, Io mi diverto e mi voglio divertire. Grande, allora, così. Allora, abbiamo aperto 9 anni fa. Abbiamo aperto perché, grazie a Fabio, eccolo qua, perché è nato Fabio. Io avevo il mio lavoro, Michele aveva il suo lavoro. Avevamo la nostra casina. Che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto licenziamoci, vendiamo la casa e si riparte da zero. E siamo ripartiti da zero proprio. Però ora piano piano si sta risalendo. E no, davvero, è stata la cosa più bella e più intelligente che potevamo fare. Perché come ho detto anche a voi, non è stato facile, a livello finanziario non è stato facile. Ma per quanto riguarda il motivo, la motivazione, abbiamo fatto bingo. Perché grazie all'Agricamper Fabio è super, è indipendente, autosufficiente, sempre in mezzo ai figlioli, sempre in piscina con ragazzi, è vivo. È vero, grazie. È vero. Posso confermare perché noi in quel weekend abbiamo visto Tilla, abbiamo visto Michele. Le bimbe non mi ricordo, non so, ma Fabio allora, era sempre io la più grande, sì,
Fabio si vedeva male che era sempre a giro. Però la più grande gioia, se non mi sbaglio, Sì. oh, c'è azzeccata, hai visto? Mi è sembrata di averla visto. Può darsi mi sbaglio, però mi è sembrato. Possibile? Sì. Di sfuggita perché era il primo weekend libero anche per lei. È andata a giro. Ragazzi, immagino. Allora, io comincerei a raccontare appunto, mi sentite bene intanto? Non sentite più il doppio audio, non sentite nient'altro, No. non mi stoppo più, No, per adesso no, vai avanti. sì che le parolacce non le posso dire, porca miseria, vabbè, perché se mi stoppavo... Allora, io ho notato, prima di tutto, quando siamo entrati, allora, Andrea aveva consigliato e ci ha consigliato bene per quella festa di primo maggio, ho notato la naturalezza di quell'ambiente. Cioè, in che senso naturalezza? Non c'è cose... Tante le volte si vede, cioè si parte, per dire, dall'entrata, ok? Che uno dice, no? L'insegna non si vede, ma c'è. Però è una delle cose naturali, ok? Cioè, belle, perché tanti farebbero chissà che cosa, purtroppo a voi avete avuto, ci sono stati comunque dei problemi con, si è saputo, con il resto della ciurma del comune, insomma, così che, vabbè, si sa. Però la naturalezza, c'è la Cina di Livorno, sì, la naturalezza in senso è, cioè ti senti a casa tua, quando entri ti senti nel tuo giardino, ti senti nel tuo ambiente, cioè te lo senti tuo, ma non è tuo, perché I debiti poi li no, paghi te. no, perché, ma vorrei arrivare a questo, perché appunto Tilla, quando siamo arrivati, sembrava una persona come se ci conoscesse da chissà quanto, eppure non ci siamo nemmeno mai visti. Cioè, Vero. io quando siamo arrivati appunto, che mi ricordo si discuteva sul discorso per il parcheggio, insomma, era talmente tranquilla, talmente sciolta, talmente... cioè, ma nemmeno male così. Ma è cioè, troppo è bello vedi, il sorriso. Cioè, il sorriso ripaga tutto, l'accoglienza di tutto, insomma. Cioè, te la noti questa cosa, capito? Io l'ho notata. Beppe, dillo, Dillo a Dillo con parole parole tue. tue. E l'ho detto parole mie. Perché bastava dire che ti sentivi a casa, ma ha fatto due No, pippe. ma lo sai che devo fare le pippe prima, no? Che cavolo. Ecco che era l'insegna. No, Io però comunque... è partita dall'insegna che c'era ma non c'è. Vabbè. Comunque, Che fa cagare. Salutati, dai, vado a letto. Vai. Ciao! Se vuoi andare a letto, vai, eh. Va Giovanna. A giocare alla play. Vai. Oh, la prossima volta che vengo si gioca insieme alla play, eh. Va bene. Va bene? Fabio, si fa un torneo e vinco sicuramente io. Non ci ho mai giocato alla PlayStation. Ecco. Vai Fabio, sentiti libero, tranquillo. Ciao Fabio, alla prossima. Ciao Fabio. Ci vediamo tanto. Allora, quello che volevo dire è, poi tanto faremo parlare di tutto, no? Ci sono già delle domande che metterò pian piano, perché sennò diciamo tutto subito e non va bene. Allora, quello che volevo dire io comunque è veramente la disponibilità di queste persone, ok? Sì. Specialmente per chi comunque, come noi, naturalmente ragazzi stiamo parlando di comunque una disponibilità, non l'atteggiamento, ma la disponibilità delle piazzole che comunque primo weekend all'apertura, che comunque era insomma eravate comunque abbastanza pieni su quel lato lì, giusto? Quel weekend là, ok? E sono riusciti comunque su una prenotazione di 2 giorni prima a piazzarci vicini, cioè con le piazzole vicine, e veramente con il Covid, con le restrizioni e tutto sono stati gentilissimi. Naturalmente Sì. le restrizioni Covid andranno sempre purtroppo tra virgolette tenute anche a luglio-agosto, e capiamo che luglio-agosto saranno mesi un po' più pieni.
Però la disponibilità che abbiamo trovato è stata tantissima, ma già da prima, perché io l'ho chiamata Attila per prenotare alle 10:30 di sera, che guardava l'Isola dei Famosi, e mi ha risposto Michele. Sì, mi fa, no, ti passo la mia moglie perché tanto ci ho già parlato oggi. E lei guardava l'Isola dei Famosi. Sì, Ma stato... però lei perché lui non voleva perdersi l'Isola dei Famosi, capito? Allora ti passo la mia moglie. È vero. E, comunque, a parte questo, io andrei con le prime domande, perché noi abbiamo fatto il video, loro l'hanno visto. Comunque, Andrea, oh, mi hanno detto, dicono che tu sei basso, sono basso. non d'altezza, di volume. Ora? Ora sei troppo alto. Allora te... No, va benissimo. Dicevo che abbiamo fatto il video dove facciamo vedere tutto l'AgriCamper, così magari chi vuole dare un'occhiata intanto con il video lo può fare. La bellezza comunque che abbiamo trovato lì è stata anche che hanno le piazzole, e credo che siano, penso, non so se gli unici, ma i pochi, in pochissimi avercele, le piazzole Bau, che qualcuno ci ha già chiesto, perché fra noi camperisti comunque, e specialmente tanti amici che ci stanno seguendo, abbiamo il cane, e vi dirò che quelle piazzole sarebbero Bau Bimbo, perché Che cane? io con la mia figliola il pomeriggio l'ho trovata in mezzo al campo di Baccelli, perché era sparita. Erano Baccelli. Andata. Sì, che erano Baccelli, stasera sono Baccelli. Stasera sono Baccelli. Sì, che sono veramente spettacolari come organizzazione. Però, Tilla, dici te come è organizzato il tuo AgriCamper. Ma quei Baccelli erano loro, scusa, una domanda. Sono tutti di Michele. Boh, Michele, Michele, cioè... c'ha un monte di Baccelli. Io comunque l'ho assaggiato uno, Hai rubato! Sì. No, ci ho mandato il figliolo. Vai, scusate. Ditemi cosa devo dire, non ho capito. No, parlaci della tua organizzazione, come è organizzato l'AgriCamper, cioè nel senso, se uno vuole venire da voi, come vi trova e dove vi trova, cellulare, WhatsApp, tutto. Allora, cellulare 328 088 7291. Poi dove ci trova? C'è il sito internet www.agricampercecina.it è il sito ufficiale, se no c'è la pagina Facebook, Michele Valentini che sarei io, se no le due pagine, sempre quelle classiche, metti mi piace, Agricamper Cecina su Facebook. Ok. Io volevo dire, posso dire una cosa? Poi, allora, come se sei a casa tua. Voi, no, sono a casa sua. Voi potete fare quello che volete, potete dire quello che volete. Più chiacchierate voi e meno si chiacchiera noi. Allora, nel mio caso ancora meglio. Ancora meglio. Vai a ruba Baccelli te, vai mentre io parlo. Allora, volevo dire, perché siccome me l'hanno chiesto anche oggi, che i cani sono accettati in tutta l'area, non soltanto nelle piazzole Bau, cioè anche nella piazzola normale il cane ci può stare. Io ho 6 cani, 6 ce n'ho di cani, gli voglio un bel dell'anima, però nelle piazzole Bau sono più sicuri e più liberi i cani, perché hanno il loro recinto con voi e possono salire e scendere dal camper tranquillamente, non vi scappano, nessuno viene dentro, insomma massima sicurezza per il cane. Ma anche nelle piazzole normali il cane può stare tranquillamente, cioè è ben accetto in tutta l'area, solo in piscina, no, dentro l'acqua, perché dentro l'acqua almeno me lo immagino, però vedo che comunque sia, cioè, allora, la libertà del cane, cioè del cane è giusto, però bisogna sapere anche chi. Sono lungo? No, il messaggio, ho messo un messaggio, ma preferisco leggerlo perché sennò spariscono, guarda. Ah sì, no, è vero. Cioè la cosa bella appunto di lì, il discorso del Bau, come si chiama? Preciso, non ricordo mai. Piazzola Bau. E che comunque sia,
c'hai te, proprietario, la libertà di non stare lì col pensiero del cane, lo puoi sciogliere e via. Cioè anche nelle altre piazzole il cane può stare, però giustamente nel regolamento deve stare legato, deve stare vicino al titolare, proprietario e tutto. Invece la libertà della piazzola Bau è proprio quella, insomma, che è libero il cane, anche quello, e vuol dire tanto. Volevi leggere la domanda, Andrea? Io intanto vi leggerei un po' di domande per non andare poi tutto troppo Sì. indietro. Allora. Aspettate. Vabbè, a parte che vi saluto tutti, Beppe... Beppe? No, leggevo cosa? Aspetta. Allora, Omar che ci diceva bellissimi, sicuramente da andare a trovare nel loro agricamper e ci andremo tutti insieme. Speriamo al più presto. Speriamo. Non Poi... si sa mai. O prima o poi, ragazzi, quando arriverà il momento che ci liberano, si è promesso a Tile e Michele che si verrà a fare quando sarà il momento, si verrà a fare il danno. Cioè, piscina, ci dai la piscina? Vi do l'area, tutta l'area. Ci dà tutta l'aria, guarda un po'. Cioè, ragazzi, però i baccelli no, l'area dei baccelli no, Beppe. È recintata quella. Perché te se no le fa sparire. Ragazzi, poi, i baccelli no. Elisa Isa dice, visto il vostro video, quello che si è fatto noi, mi ispira un sacco il vostro agricamper. Bene. Allora vuol dire che si faccio bene. Poi c'è Balloon Camp che dice, mi prenoto col mio camper. Una domanda, quanto è distante da Pisa? 50 km. Una cinquantina di chilometri. Ma poi posso aggiungere una cosa? No, non lo puoi dire, Ragazzi, ragazzi, io non parlate di Pisa. Non parlate di Pisa perché questo mi si infiamma. No, ma avete fatto venire in mente una cosa, ve la posso dire. Ma vai. Sì, guarda, te ci puoi dire tutto. Guarda, allora, tutto. Sì. Noi siamo a 7 chilometri dal mare. Con 10 minuti siete sulla spiaggia. Ma la cosa bella della nostra area è che è in mezzo alla Toscana. Se voi portate il camper qui e vi portate anche la macchina, che il parcheggio macchina è compreso nel prezzo, potete girare tutta la Toscana, tutta. Un giorno andate a Pisa, un giorno a Volterra, un giorno a Firenze, un giorno a Grosseto. Andate dove vi pare. Tilla, non mette... Lascia sta Pisa. Però Tilla, hai detto tutte le città tranne che Livorno, ha detto. Vabbè, anche Livorno, sì. Allora, Ciriaco, cosa ci vai a fare a Pisa? Perché poi una volta che te vai lì, dammi retta a me, che poi da lì non ti muovi perché ti apri il tuo tendalino, ti metti lì sotto, ti metti a chiacchierare con Michele, con Tilla, con Fabio, e ti metti a fare palloncini perché Ciriaco fa palloncini tutti, sì che lui non si muove da lì a 3 Pisa. Comunque siamo a un'oretta da Pisa, nel senso, è fattibile la cosa. Addirittura ci potresti andare anche col treno perché se riesci ad arrivare lì alla stazione a Cecina arrivi col treno a Pisa direttamente. Sicché insomma sono e poi c'hanno a 7 km il mare, ragazzi, cioè dovete venire qui e andare al mare. Allora poi andare lì per andare a Pisa cioè veramente no, andate anche a Pisa, andate. Io sono pisana no, ma io Tilla, guarda, non ho detto nulla. Io non ho detto nulla, ho detto andate anche a Pisa, guarda un po'. Tilla, non mi sei più simpatica. Non andate all'agricamp, andate solo da Michele. Tilla, non andate da... se ti avevi detto un'altra cosa, allora meglio. Ma è di Cascina, non è di Pisa. Ascoltami, è troppo diritta per essere pisana. Che non c'è verso. Provincia di Pisa, sono vabbè, un conto, la provincia è un conto. Va bene, dai, va, su. Poi abbiamo Rolando, domanda che vi chiede. Per la piazzola Bau, quanto prima bisogna prenotare? Per agosto del 2022, perché agosto sono già tutte piene. Guarda, senza che vi avevo chiesto prima nulla, cosa ho detto subito? Naturalmente le disponibilità piazzole adesso è il primo weekend a maggio, naturalmente non è come agosto perché ad agosto sarà già tutto prenotato. Meno male, cioè meno male. Meglio sì. Però
Comunque, come diceva bene prima Tilla, chi non può andare nell'agricamper alla piazzola Bau comunque può tenere nella piazzola del cane tranquillamente. La piazzola è enorme, dal video si vede che è enorme, sicché insomma ci possono stare tranquillamente legate e tutto. Comunque Giusto? nella piazzola puoi aprire il tendalino, i tavolini, puoi montare il cucinotto, puoi mettere le sdraie, puoi fare tutto quello che vuoi. Cioè, Omar ma dice, dico, avete delle recensioni spettacolari, ma solo penso voleva dire a vedervi, non avevo dubbi. Grazie. È vero, non sono recensioni, diciamo, comprate, sono recensioni vere, reali. sono Perché vere. io quando abbiamo deciso con Beppe di prenotare un'area sosta lì vicino, si è visto subito le recensioni dell'agricamper e non avevo dubbi. E io non sono di quello che guarda le recensioni, sono sincero, sono sincero. No, io non così, perché se leggo le recensioni dove c'è scritto i gestori manco ti salutano, ti fanno entrare e ciao, magari ci vado, però insomma, Sono d'accordo. invece No. lì è tutto l'opposto. E No, ma infatti. io lo sai che quando vado in area sosta e trovo chiamarli gestori è brutto, delle persone veramente amici, veramente amici, perché non c'è stato mai un attimo di freddezza da quando siamo arrivati. Che veramente si può parlare veramente di persone amichevoli ed amici, veramente. Tranne che la sera quando te lavo il vento, un freddo da Madonna. Per quello. Allora, poi Omar diceva a Fabio, sì, ma vogliamo sapere a quale gioco Fabio, a cosa gioca la PlayStation. A cosa gioca? FIFA! Ne avevo dubbi. Poi Ricky di The Family Van, che sono veneti, scrive: siamo stati solo una volta in Toscana, ma ovviamente ci torneremo anche perché devo conoscere i due bischeri a destra e a sinistra che siamo io e Beppe, e sicuramente passeremo dall'agricamper. No, ma non diceva a noi. Sì, a te. Fabio Serra che dice: da Google Maps il mare è lontano, quanto ci si arriva in bici? Strade tranquille. È l'unica domanda da quando conosco Fabio Serra che è seria, una domanda seria. Sì, perché non avete delle dopo. No, ancora no. Dipende dal fisico. Ci vuole un fisico bestiale. Allora Fabio, ti spiego io. Dipende dove ti metti l'ombrello. Capito? In base a dove ti metti l'ombrello ci arrivi. Posso dire una cosa? Allora, ora vabbè, io sono per le soste di pochi giorni e tutto, ma quando si va in quel posto lì, da loro, e non ne sta a pensare in mare. C'hanno un parco, uno spettacolo, fa delle passeggiate, uno spettacolo, c'hanno la piscina, ti metti lì tranquillo. Se tu vuoi anche andare in mare, tu vai anche in mare. Comunque, no, volevo far vedere un attimo, scusatemi, che l'agricamper è questo puntino qui rosso, ok? Qui, ora lasciate aperto, sembra che è vicino, insomma, comunque in questi 7 chilometri, qui avete tutta la riserva naturale di Tomboli di Cecina, dove poi andate al mare, sicché, cioè nel senso, non è, ora in bicicletta io non lo so, cioè, non so quanto è fattibile in bicicletta ci vuole 50 minuti. Infatti. Vabbè, comunque ci sono delle... Ora, a parte il periodo Covid, ok, ma so che comunque sia anche voi fate la navetta. A parte Covid permettendo, appunto, fanno anche da navetta, che insomma è una cosa in più e non da sottovalutare. Però purtroppo periodo Covid, quello. Immagino anche chi faccia da su e giù con la navetta, Michele. Una piccola intuizione così, tanto per... No. Scappo. Con la scusa. Solitamente la navetta la fa lui. Quando la faccio io, chissà perché non viene mai nessuno. Hanno tutti paura. Allora... Me l'hanno detto oggi, Michele, allora si fa al mare. Vieni te per favore, la tua moglie non ce la manda che fa troppo forte. Perché mettono fuori il calendario di chi guida la navetta, allora decidi se vai al mare o no. Ma
Ma perché io mentre guido faccio così, chiacchiero? Buono. Ho una paura. Insomma, non è tanto bella questa cosa, Non è tanto bella. Ma comunque c'è da dire che vicino all'agricamper, ora naturalmente sempre muovendosi con il camper o con una macchina, però c'è il Gallo Rose, che ti potresti fare una giornata lì, che c'è il video anche del Gallo Rose che è molto carino. Bello, mi ci devi portare, Sì, ti ci ho portato, guarda. Poi per Ah, vedere sì? animali basta che venivano a casa. Ho visto un monte d'uccelli. Ecco, Oh, c'era c'ha lui. le bimbe. Maledetto te, maledetto. C'ha le bimbe. E che ha detto, scusami? Ho visto l'uccello rosa. Ma cosa ha detto di male, scusami? Allora, non so come si chiamano. Come si chiamava l'uccello rosa? Volatile rosa. Scusami. Non me l'ha insegnato. Volatile rosa. Un pennuto rosa, cioè. Un pennuto rosa. Era vero? Lascia stare, vai, lascia stare, non ho visto nulla. Michele, io ti ho sentito, cosa hai detto? Beppe no, ma io ti ho sentito. No, io non ho sentito. Secondo me, lo sai Che? che, rispetto a quello che ha detto Michele, si trovava nel mondo Africa. Perché hai visto lì a mondi, Europa, Africa, Asia. Secondo me Sì. è quello lì che... Africa, Sì. Africa. Allora, comunque c'è tanti posti carini da vedere. Poi c'è... Oh, mi è andata via troppo. Aspetta, c'avevo una domanda. No, io Eccola volevo qua. dire una cosa però. Vai. Se andate in un campeggio sul mare, a 1 chilometro dal mare, spendete un botto. Brava. Se venite da noi, quando spendete tanto, spendete 22 euro al giorno. Dici in casa portare la macchina, il motorino, la suocera, il suocero. Ma io, guarda... Cioè, io- ci riesci... Dimmi. A questa cosa qui che stai dicendo, no? Ci sarei arrivato e l'abbiamo già detto settimana scorsa in live. Sì. Riguardante un po' anche i prezzi, perché poi magari qualcuno arriverà con la domanda giustamente dei prezzi. Siccome i prezzi le trovate, si è detto anche l'altra volta, siccome non c'è nulla da nascondere, le trovate anche attaccati su ogni piazzola. Cioè su ogni piazzola c'è il listino prezzi. Sicché, comunque, per la località di mare, anche se è a 7 km, ma località di mare, comunque, con tutti i servizi che vengono dati, veramente, io ho anche visto, cioè con i miei occhi, Con le tue mani? con le mie mani su internet, con i miei occhi anche, che, ecco lui, che è, penso, l'area sosta più economica che si possa trovare comunque vicino al mare. Qui No, aspetta, non penso. Allora, ora, non possiamo entrare in questo dettaglio perché... Giusto, Tilla, dimmi se sbaglio. No, è vero. L'altra volta mi sono infiammato troppo io nella live scorsa parlando di questa cosa, perché io ho visto dei prezzi, lasciamo stare. Leva, Ora mi riparti sembra. col pippone, Ora No. riparti col pippone. Vabbè, basta. Allora, loro erano davvero il prezzo economico, ma guarda, con economico, delle volte si dice, sono economici e ti danno poco. Assolutamente no, perché quello che ci hanno dato loro, quello che c'è lì in quel parco, è una cosa meravigliosa, è una cosa da provare, è spettacolare, credetemi. Basta, non dico più nulla. Basta, un tacca pipponi che c'è le domande. Elisa vi chiede, avete anche ristorazione o un market? No. Eli non c'è, ma hanno 2 grossi barbecue. C'hanno un monte di Marcelli anche. Economici. Sicché no, non ci sono. Però anche lì, se non mi sbaglio, il Penny quanto dista? 3 km sarà. 3 chilometri. Hai visto? Nemmeno Vabbè, tu mi sono vai ricordato dove era là. Sicché, col insomma, carrello. comunque è lì vicino. Poi Ballun ci chiede, ci si potrebbe appoggiare lì da voi e avere ospiti per un giorno all'interno del camper? Visto che ci lavoro e ci organizzo dei corsi, naturalmente pagando quanto dovuto. Beh, Grande. zitto Beppe, zitto. Fa rispondere a Tilla. Visto che ci lavoro. Dove lavora? Allora, Ciriaco, aspetta, vi dico un attimo Ballun Camp chi è e cosa fa. Ballun Camp è Ciriaco, si chiama la persona, che lui in realtà organizza dei corsi, ok?
itineranti, cioè nel senso lui prende il camper dal posto X dove abita lui, esempio viene in vacanza a Livorno, ok? Viene in vacanza lì da voi. Durante il tragitto lui magari ha delle prenotazioni dove uno si ferma a Roma, ok? Chiede, mi puoi fare il corso sui palloncini? Lui fa dei corsi sui palloncini, ok? Quelli, sai, i palloncini creativi, insomma, che fa le margherite, la pistola, insomma, tutte queste cose qua. Lui fa degli allestimenti proprio come lavoro e organizza queste cose. Che lui magari la domanda è, se io vengo lì all'Agricamper e organizzo dei corsi all'interno del suo camper, ci saranno degli ospiti, nel senso, può farlo, ci sono dei sovrapprezzi, insomma, questa è la domanda che vi fa. Questa domanda è spettacolare, perché so la risposta. Allora, la settimana di Ferragosto è impossibile, ma anche il mese di agosto è quasi impossibile perché non si può superare un certo numero di persone. Altri periodi sì, è fattibile, sì. Anche perché, come ho detto a voi, si fa come a figlioli. Se non è necessario dire no, perché non dire sì? È vero, e ce l'ha detto quando eravamo lì all'Agricamper, che confermo. No, naturalmente ragazzi stiamo sempre parlando, lo dico a tutti quelli che seguono, che purtroppo hanno delle restrizioni che è normalissimo. durante il Covid, che magari sperando che fra un anno siamo tutti vaccinati e levano queste restrizioni, naturalmente anche loro sono più liberi, tra virgolette, di dire di sì, ok? Però adesso se c'è una volta che dicono di no è perché comunque o è una cosa normale dire di no perché nel senso è una richiesta che non è fattibile, ma se no il no di Tilla e Michele è dovuto comunque a delle restrizioni che sono imposte, ok? Perché magari noi andiamo lì a divertirci con il nostro camper e non ci pensiamo più di tanto, ma in realtà poi loro devono stare attenti alle persone, alle mascherine, e devi uscire dall'area sosta, cioè dalla tua piazzola con la mascherina, insomma, magari per noi è un attimo, capito? Però giustamente loro se fanno un controllo, insomma, è lavoro, ok? Però Ciriaco, penso che la risposta ti sia stata data, nel senso, nel mese clou no, bravo, però sì, negli altri mesi, insomma, mettendosi d'accordo con Tilla e Michele, problemi non ci dovrebbe essere. Anche perché noi vogliamo proprio che tutti i clienti stiano bene, tutti, certo. E che non si devono lamentare. Per esempio la piscina non è una piscina di un campo da calcio, se ci si mette 80 persone dentro è impossibile, stanno tutti male, invece si fa per passare bene tutti. Comunque la piscina non è piscina. No? Posso dirlo dei weekend che abbiamo fatto lì? Sì? Cosa abbiamo fatto? Cioè io ve lo dico in diretta, tanto avete visto il video. Sono stati i miei genitori mi hanno fatto una sorpresa perché noi siamo stati a Bolgheri, poi da Bolgheri i gestori ci hanno mandato via perché avevamo chissà perché perché avevamo cani. Sicché ci hanno mandato via e noi si è detto, oh, che se ne frega, abbiamo le lasagne nei nostri camper di Silvana, che Silvana, la nostra amica, che ce ne fotte. Chiamato Tilla, posso venire un po' prima? Senza problemi, siamo andati lì e mentre si andava all'Agricamper ho visto una macchina uguale a quella dei miei che andava in su verso Bolgheri, erano i miei genitori, che insomma c'è stata questa improvvisata e Tilla subito vi ho fatto la domanda, ho detto guarda ci sono anche i miei genitori, possono entrare nell'Agricamper e tutto, non ci sono stati problemi. Che naturalmente stiamo parlando del primo weekend che c'era gente ma non era tutto pieno, ok? Che naturalmente se era ad agosto mi avrebbe detto guarda Andrea mi dispiace ma no perché abbiamo superato il limite di persone. Questo è come in tutti i posti, cioè, ma era normale. Se si va in un negozio più di 8 persone non possono entrare ed è normale anche in Agricamp. Sicché la risposta ci è stata. Poi no, aspetta, sempre Ciriaco dice non devo andare io a Pisa, devo venire da me per il lavoro che sai. Ah ok, perché la domanda di prima è da Pisa. Sì Ciriaco, guarda ti rispondo io tranquillamente, da Pisa possono venire tranquillamente perché in nemmeno un'ora sono lì da Tilla. Ah Tilla, visto che stiamo parlando di questa cosa, te anche lì no? Perché se uno prenota come ospite e vuole rimanere lì cosa avete? Un ospite per i nostri ospiti? Sì, no, la roulotte. Abbiamo
per esempio, se i tuoi genitori volevano rimanere a dormire il 1° maggio, c'avevo la roulotina che Esatto. diamo a noleggio per i vostri ospiti. Sì, che sempre parlando di agosto, no? potrebbe anche succedere se per caso durante la notte la mia moglie mi buttava fuori da camper, te mi facevi andare a dormire. Voi andate Ok. No, perché? perché io ero tranquillo, ma mi mandai a dormire lì, che va bene. No, ecco, questa qua è una particolarità comunque, perché È una bella particolarità. cioè, Tanto a noi non ci cambia niente, perché da mangiare lo date comunque voi. Sì. A noi non ci cambia niente. È vero. Però Sì, c'è anche quello. questa possibilità. C'è Ciriaco che fa questa cosa qui, magari ci va a metà settembre, che magari ormai, diciamo, le prenotazioni sono un po' meno, penso, non lo so. Magari vogliono stare a dormire lì gli ospiti perché si sono trovati bene con Tilla, con Michele, con Ciriaco, vogliono stare a mangiare anche il giorno dopo insieme a Ciriaco. Ci possono stare, perché se c'è la possibilità, se è libera, possono noleggiare anche questa roulettina, che è molto carina. C'è anche fuori Sì, bellina, con la molto scaletta carina. è carina, sì, molto. Se pensi, si è fatto vedere anche nel video. Sì. Luca dice: servizio navetta? Covid permettendo. Sì, Covid permettendo, c'hanno un pulmino che vi possono portare al mare. Ora, l'anno scorso, magari 2 anni fa, era tranquillamente fattibile. Insomma, col Covid hanno dovuto bloccare anche questa cosa. Poi Che ristorante cazzo. e market c'è già. Dimmi. Una cosina bellina che fanno le mie figliole, fanno il baby club. Sì, questo bisogna arrivarci. Fanno Sì, il baby club. però scusami Tilla, però di alle tue figliole che lo dovevano fare anche il 1° maggio, così la mia figliola io la davo a loro. Invece di perdi la messa di Marcelli. Secondo me me la riportavano, mi dicevano: guarda, per la tua figliola il baby club non va bene. No, dai, andiamo, sì. No, invece è stata brava, guarda. Ma è stato un momento perché ha seguito il mio figliolo e il suo lì fra baccelli, e c'è andata anche lei, capito? No, e l'ha già detto tanto ormai. Allora, Fabio Sera dice ristorante o market no. No. Poi c'è area grigliatone, sì. Sì. Il grigliatore ufficiale l'ha provata, esatto. Si è fatta anche una bella foto lì, si è fatta. Comunque io volevo dire che quando vedo arrivare un camper con bimbi, io sono felicissima. Poi, dipende da come sono messi i bimbi, Sabato sera sono stata fino a mezzanotte a parlare con un bimbo. Fino a mezzanotte. Secondo me i genitori ti pagavano di più, guarda. Quant'è? Ti do di più, guarda. Me lo porti nel finale 2. Io sono stati lunedì. Buono. Allora, c'è il nostro Tiziano. Abbiamo un Don Tiziano, che è il nostro amico, che ha il camper, che dice: c'è la cappellina per la messa? No, Tiziano, però ti puoi mettere vicino ai insomma, ai barbecue e farla. Ma se no anche in mezzo alle fave Marcelli, lo può fare, Cioè. Allora. Io però voglio dire una cosa. Allora, a parte gli scherzi, Barcelli, le schedate varie, quella sera, quel giorno appunto che ho fatto il giro per andare a escursionare, c'è questa stradina appunto accanto al campo di Barcelli, che non so dove va a finire, ma penso sia lunghina. Ma figli a capo di carciofi. E dove va a finire? Però io posso dire una cosa, perché in quella stradina, secondo me lì ci hanno procreato un po' di coppie, perché si vedeva le coppie dei campi andavano tutti là e poi ritornavano tutti contenti. Come mai? Le cose erano due: o prendevano i carciofi o prendevano qualcos'altro, perché secondo me capito? Era un po' perché io ci sono andato con il cane, però ho visto c'è da parecchia gente. Vabbè, la strada è lunga comunque, se la fa una bella passeggiata, è una bella passeggiata, sì. Veramente la strada accanto ti porta fino in mezzo al bosco, bellissimo. Ecco, vedi? E l'andavano lì, gli andavano.
Andare a trovare Cappuccetto Rosso. Allora, aspetta, Beppe, c'ho una domanda interessante, perché non a volte, ora da Attila non ho visto questa cosa, però te la metto. The Chiattons ci dice, tariffa per 4 persone? Rispondo sempre io. Rispondo io. Allora, la tariffa sarebbe per 4 persone, però se una famiglia come noi esagera e ha 3 figlioli, paga per 4 anche se sono 5, cioè il prezzo non cambia. Abbiamo dei clienti di Venezia che hanno 6 figli, 6. Ma mi sa che i clienti di Venezia sono andati a Carciofi, sono andati tutti gli anni. Il prezzo non cambia. O sulla dondola fissa. Ecco perché c'è la quarta a Venezia, vai, ci ha pensato lui. E ce l'ho detto, vai. No, questa era una domanda comunque interessante, perché io non l'avevo letto, ok, della persona. Molte volte si legge il camper, la tariffa e le persone. Sì. Ok. Sì, che, cioè, è giusto anche quello per chi fa quella cosa là, nel senso, ci mancherebbe. Però è giusto specificarlo, perché magari uno ha 6 adulti in un camper, magari è diversa la cosa, non lo so. No, ma se una famiglia veramente ha figlioli, non mi vergogno a chiedere di più io. No, guarda. Cioè, già solo questo, ragazzi, a me proprio... Ma perché io ho 3 figlioli? No, ma che c'entra? Però il lavoro è quello, non si sta a guardare quanti figlioli ho, quanti figlioli non ho, no? Il lavoro è quello. Cioè, è il bello che comunque sia ti immedesimi nella famiglia che sta arrivando, che c'è. Cioè, non fai la pignola, sono 5 tappa. Ciriaco dice no luglio e no agosto. Che, insomma, però Ciriaco, allora io sotto come in televisione ho messo per prenotazioni chiamare Michele Ottilla al numero 328 0887 291. Aperto il televoto, mi piaceva dirlo così. Però puoi chiamare tranquillamente Tilla, ti risponderà Michele o Tilla, insomma, chi ti risponde. Io ti rispondo. Vi potete mettere d'accordo, magari. Chi è? Fabio Serra, vuoi vedere la mia collana? No, Fabio Serra. Fabio, c'è il marito accanto. Bella roba! Ascoltami un attimo, Tilla, ma non è che in fondo a quella strada c'era qualcosa di genere? Bravo! Allora, Andre, quando è che tu sei libero? Quando è che tu sei libero? Il 22. No, il 22 sei vabbè, mi libero, guarda, si va a trovare Tilla. Andiamoci a trovare Tilla. Ci sto. A te Baccelli ti porto via stavolta. Guarda, c'è Omar che dice se non fosse per le 6 ore di distanza verremo lì un fine settimana a caso. Vabbè, sì, loro sono lontanini. Sì, ci può venire anche tutti i fine settimana. Allora, Fabio Serra dice spesso in campeggi senza market una volta a settimana passa uno che vende frutta e verdura e prodotti tipici, anche da voi? Sì, anche da noi, ora anche l'anno scorso è sempre una questione di Covid, se no abbiamo il nostro collega Maurizio che viene a vendere i suoi prodotti che produce direttamente qui nell'area. Alcuni anni abbiamo trovato chi veniva a vendere il pesce, chi veniva il formaggio, soltanto poi purtroppo ogni anno ha le sue... Certo. Purtroppo sì. Poi c'è Brigante che dice se veniamo noi ti passa la voglia dei bimbi. Quanti ce l'hai? Non lo so, ora ce lo scriverà. Ce l'ha 3 se non mi sbaglio lui. No, Tilla, ti devo far passare questa domanda. La Tilla è troppo felice che droghe usa. vedi perché ti dicevo aspetta a vedere le domande dopo di Fabio, perché... Però Fabio una in tutta la live l'ha fatta seria ed è giusto che è giusto. Dove abita Fabio Serra? A Bologna. Aspetta, perché il Brigante ha scritto 4 figlioli. Ma dove è quell'altro? Mi sembravano 3 a me. Sarà sì, è vero, no, ce n'ha 4,
Tilla, poi c'è Fabio Led che dice vabbè Fabio, te la puoi lasciare sul traghetto, capito? Sì. Perché Fabio viene è sardo, che lui la potrebbe lasciare sul traghetto, non c'è problemi. Il problema è che la ritrovi al ritorno. Fabio, se no alla tua social di Gabba le fai i baccelli, la metti in mezzo al campo e via. È felice. Vedo tantissima umanità. Sì. Grazie. Tilla sei stupefacente. Oh ragazzi, piano con Tilla, piano. Ragazzi, ascoltatemi. Allora, ascoltate. Ora lasciamo fare che Michele, non so perché, oggi lo vedo un po' troppo. Michele, fatti sentire perché ci sei anche te. Non ti senti, si vede a tuo agio, non lo so, è colpa di Andrea. Sicuramente è colpa di Andrea, Sì. capito? Però Michele è più, cioè lui si è conosciuto a casa sua e più, capito? È colpa di Andrea. Mettigli un po' di roba addosso, vai. Io sono più abituato a parlare di persona, sai, così non è che sia tanto... No, ma è una cosa nuova, giustamente. Certo, sì. Ma ascolta, ma io sento un canino, un chihuahua di preciso. di Tilla. Vorrei andare a dormire. Okay. Fallo venire in live, gli passa. Ce n'ho 4 chihuahua. Ah, però ci ho azzeccato, era un chihuahua, perché io le voci dei cani li conosco. Povero Michele, lo capisco con quei 2 bischeri lì. Ma dici sempre a noi? Comunque, vabbè. Allora, sarebbe bellino, no? Ora, ormai oggi nel senso, però sarebbe bellino che magari se qualcuno in live volesse fare delle domande direttamente a Tilla, ad esempio a Michele, no? Uno vuole entrare, fa 2 domande e poi si leva, no? Sarebbe carina la cosa, perché è un rapporto già più umano, tra virgolette. Fabio, vuoi fare 2 domande a Tilla? Vuoi entrare in live? No, rispondimi, ti mando subito il link, guarda. Pensavo fosse così, No, ti spiego, perché poi cosa succede? Che le nostre live non sono sempre serie. Cioè, noi facciamo a volte anche bischeri, no? Pieno di parolacce perché c'è la bimba. E diventerebbe un campo di baccelli, capito? Scusa, posso sapere una cosa? Ma Gioia, vero Gioia? Ah, selvaggia. Madonna. Quanti anni ha Selvaggia? Lei? Quanti anni ha? 10. Potevo mettere i piedi. Vabbè che ora Tilla non è grandissima, ma cavolo, mi sembra porca miseria. Cioè, no. Michele fa la scala. Ciao. Arrivederci e grazie. Cioè è grandissimo, grande. No, allora, 10 anni comunque le parolacce si possono dire. Ma fatela affari tua. Ah, ok. È giusto, Tilla? Cioè, io veramente... Ora quando vengono all'agricampe tengano lo sguardo basso per cercarmi. Guarda Tilla, allora ascolta, come si dice da noi in Toscana, non so se a Livorno lo dicano, a Firenze si dice nella botte piccola c'è il vino buono. Ho mai dato della botte. No! Dai, mutati. Cioè, ti rendi? È così, Tilla, guarda, mi inginocchio io, chiedo scusa. Mi inginocchio. Di qua, guarda. Di qua. Mi illumino. Basta, spengilo. Allora, domanda seria. Ricky dice, quante piazzole avete? Allora, abbiamo 18, possiamo ospitare 18 camper, però dopo il secondo anno essendo anche un'azienda agricola, ci hanno dato l'opportunità di creare gli eventi e quindi possiamo superare i 18 camper come numero e possiamo arrivare intorno ai 40-45. Perché comunque sia, io ho visto di là quel pezzo appunto che è quello è il pezzo nuovo, diciamo. Sì. Ecco appunto, sicché lì c'entra anche un bel po' di campo.
Vai, qui c'è un complimento, eh? Per me? No, cacciati te. Aspetta, è uscito. Ah. Lo- Chi è? lo- Riccardo, ti voglio bene! Egli è un po' minese, ragazzi. È un po' minese, è troppo buono. È buonissimo. Grande, grande Rolando. Grande Rolando. Ma guarda, com'è un piccione, due cose, due baccelli, insomma. Direi che Firenze di strada e Livorno è lì vicina. Farei bingo. Con piccione e due fave, una fava e due Due piccioni. baccelli, basta, è buono, baccelli. È andata via la bambina. No, è lì vicino, È senti andata a mangiare dolce. Camiseria, sta guardando voi. Camiseria, iscano. Ma che doccia l'avevi fatto? Comunque nessuno... Chi è che ha Ma fatto che il qua dolce? te l'ho comprato? Cioè, lei è troppo short, capite? Quelli belli. È short, guarda. Michele, auguri, Nel prossimo inverno, di là nella zona nuova, come dici te, ci nasceranno le nuove Wow. Bau. Altre Bello. Bau. Era Quante- contento Michele, comunque dello Bau, Hai Era proprio visto? contentissimo. Cioè, Guarda, 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 le nuove Wow. era proprio... Bau, Bau. Sprizzava proprio gioia, guarda. Solo il pensiero di mettersi a costruire cinti, secondo me era proprio contentissimo. Comunque va detto. Oh, guarda, Va Michele, detto. ti do un consiglio. Guarda, te la butto lì. Te, per far meno lavoro, te, ritorna al live di ragazzi, chi vuol venire a darmi una mano a montare piazzole, è ben accetto. Stai tranquillo che qualcuno a montare piazzole non ti viene. È vero, sono d'accordo. Potrebbe, guarda Tilla ci sta pensando. Vanno d'opera gratis. Comunque, sì. comunque va detto che anche nella piazzola Bau, ma in tutte le piazzole, a parte la colonnina, ma hanno la fontanina dell'acqua, il rubinetto, cioè che ti può attaccare alla gomma e via. Cioè, Dai, non siamo d'accordo, andiamo su Non- due bischeri. ma scusami, Tilla, ti ma ricordi perché? quando ti chiamai che ti dissi Tilla sarebbe bellino fare a giugno questa cosa qui, no? Che purtroppo non possiamo fare. Cioè, vedi cosa sarebbe successo? Che vengano, giustamente perché siamo veramente, ci seguiamo fra canali YouTube anche, perché anche The Family Van c'è un canale, ho un posticino, c'è un canale YouTube e tutto. Che a parte con Omar ci conosciamo, però con Ricky di persona mai, e sarebbe proprio un ritrovo dove la vicinanza poi è normale che ci sia. Cioè, ragazzi, ma voglio dire, è normale per forza. Ma come si fa dopo tanto tempo che uno si vede? Ci hanno bloccato, ci hanno chiuso, ci hanno mascherato, ci hanno c'è la bambina? Inculato, cioè, ci hanno fatto di tutto. È normale che quando ci si vede non ci può essere il distanziamento. Fabio Led dice Fabio Led. posso portare un maialino, giuro che è da compagnia. No, vi rispondo io, no, perché lui poi quel maialino la sera lo È da, trovate è da su compagnia, Girardo. sì. Allora, non so chi mi ha scritto anche delle tende. Andre, vai a ricercarlo te. Dillo. Michele ha perso i capelli. Sì. No, dov'è? ragazzi. Guarda, Andre, l'ho Ah, è visto. Fabio. Sì, l'ho visto anch'io. Tende no, solo campe. No. Tende No, no. comunque, ragazzi, Michele non ha perso capelli. Ve lo dico io da intenditore. È il riflesso della luce dall'alto. È la palma che gli fa il riflesso. Omar dice, io ve lo dico, quando ci vediamo vi strapazzo di coccole, altro che distanziamento. No, ma è normale. Omar, cioè è il minimo si deve fare. Però Tilla, te fammi sì o no con la testa, mentre lo dico. Però possiamo, nel senso, se ci vogliamo trovare e vedere, non come il raduno, ma ognuno va da Tilla e Michele e prenota lì tranquillamente, problemi. Sì? Non ce ne dovrebbe essere, nel senso. No. Giusto? No. Sicché uno può organizzare una cosa del genere, pochi intimi,
pochi alla volta, e possiamo comunque trovarci, nel senso. Ognuno nella sua piazzola, Poi comunque, se non sbaglio, comunque nella piazzola ci stanno 2 camper. Sì? Sì che, insomma, ci mettiamo lì, Andrea, Oh, Andrea, io e te siamo vicini? siamo vicini, sì, per forza. Vabbè. E ognuno porta da bere qualcosa, così si offre a Michele e Tilla. Capito? Poi ciao, altro che mezzanotte bimbi. Oh, lo vedi, Riccio? Insieme. Come? In piazzetta si può stare tutti insieme. C'è l'aria in piazzetta. Allora hai visto, In piazzetta? si può stare tutti insieme. Ah, sì. Non ho capito, comunque, vabbè. C'è la piazzetta. Ah, sì. Scusa, scusa. Lì si può stare. Certo. Ma allora, vabbè. Tanto ne parleremo, ragazzi. Prosecco 52 lo porto io. Te porta che ti pare, l'importante è portare a bere, ragazzi. No, comunque voglio dire questo, ora poi magari se c'è qualcos'altro da aggiungere, tranquillamente aggiunge Tilla. E io tanto lo posso dire adesso, e sono stati veramente disponibili anche in questo. Io e Beppe si voleva, l'abbiamo già detto, organizzare il primo raduno di Casa Verchetto da Tilla e Michele, perché dopo l'ospitalità che ci hanno dato era il minimo veramente organizzarlo là, perché comunque è un posto dove a noi ci piace. E disponibilissimi, ci avrebbero dato anche tutta l'area, però giustamente con le restrizioni, come si dice sempre, Covid, non è stato possibile, cioè per adesso non è possibile farlo. Poi al momento magari avranno dei cambiamenti, non credo per quest'anno, ma ci saranno poi dei cambiamenti. Loro sono disponibili a farci stare tutti lì e ci divertiremo sicuramente. Però per chi vuole comunque viene in Toscana. Poi ragazzi, comunque come diceva prima Tilla, Cecina è nel mezzo fra Piombino e Livorno, che chi va in Sardegna, che parte da Piombino, da Livorno, si può tranquillamente fermare all'Agricampe da loro, magari parte un giorno prima se vuole, 2 giorni prima, sta un pochino lì e poi tenete conto che che da Tilla ma poi non devo dire parolacce. Ma che dici? Fammi dire una cosa seria, che comunque dall'Agricampe a Livorno sono 50 minuti, tra virgolette, su per giù. Meno, una quarantina di minuti, e arrivate direttamente al porto, che insomma è tutto fattibile la cosa. E ora da Piombino non so sinceramente. Quando ci si vede si porta le mascherine, a me non ci riconoscono. Tilla, da Piombino quanto siete distanti? Piombino che sarà un'ora, Sì. un'oretta, sì. No, beh, comunque sia è parecchio, cioè è più o meno è vicino a un po' tutto, insomma, sì, è centrale, abbastanza centrale. Poi ragazzi, a veramente un'ora di distanza c'hanno Volterra, un'ora, abbondante proprio. C'è Volterra, potete andare a San Gimignano, a Siena, a Orbetello, ovunque, cioè veramente... A Bolgheri no. A Bolgheri non ci andate, o se andate... No, però andateci, ma non andate, io non mi ricordo come si chiama quella cantina, però andate... Io me lo ricordo, ma posso dire? Sì, dillo, Franca, di. No, me lo ricordo. Non so io. È giusto anche perché comunque chi va a Bolgheri, che è comunque una cosa caratteristica molto carina, è giusto che tutti gli altri, io ci sono stato, tutti disponibili, abbiamo trovato l'eccezione, come troviamo sempre comunque a giro, nel senso l'eccezione c'è sempre, se no sarebbe brutto parlare di tutti. Poi è bellino. Però è bellino, sai... c'è il parcheggio gratuito per adesso per i campers, che uno va lì, si trova a posto proprio, è a 2 minuti dal centro, insomma. Ora però chi è allergico ai cipressi, io non ci andrei. Comunque quando non c'è il Covid noi ci si diverte a fare le feste, a fare le serate, a tema hawaiano. E se lo vedo un pisciotto immagino. Faccio vestire tutti gli uomini da donne. Vabbè, quello l'ho fatto anch'io l'altro giorno. Questa la starebbe d'accordo la moglie, non so quanti vestiti di travestimenti c'hai. No, ognuno si traveste da sé, mi travesto io. Dovete venire a donne. No, via, bisogna farlo, Tilla, io ti può chiamare dalla moglie, vi mettete d'accordo e ci si riesce un monte.
Sì. anche senza l'erba, cioè senza il ciondolo. Faccelo te. No, Dai, paura di perderla. Allora, posso chiedere una cosa io, Sì. che non so se è stata chiesta. Allora, i tariffario, diciamo, da periodo basso al periodo alto, piazzola normale e piazzola Pau. Mi dai per favore, per piacere, perché non me le ricordo io. Tilla, la sai fare ormai. la panzanella? Tilla, la sai fare ma che so fa? Non so cuoca io. Fabio, troppo io panzanella. Allora, le piazzole normali, che sono grandi quanto? Sono grandi, sono spaziose. 36 metri quadri. Da 18 bassa stagione, tutto compreso di allaccio alla corrente, carico e scarico, equipaggio, cani, tutto, anche la suocera. 18 euro a notte. A notte. A notte vuol dire che te ci fai il weekend. Se vieni il sabato mattina e vai via la domenica, ci fai tutto il weekend. Ad un massimo di agosto 22 euro a notte sempre, compreso tutto, anche la piscina. Cioè 4 euro di differenza, ragazzi. Sì. Cioè, Salvo purtroppo la tassa di soggiorno che Sì, quella non è vabbè, quello si sa, si sa. però è bene specificarlo perché sa. Certo. E invece la piazzola Bau? La piazzola Pau va da 25, che praticamente il recinto è la grandezza di due piazzole normali. Ok. Quanto due piazzole normali. Da 25 bassa stagione a 35 agosto. Ok, e comunque sia, non è davvero, cioè nulla a confronto davvero a Sempre quello un prezzo di acqua, luce, carico, scarico, piscina, barbecue, tutto. Cani, equipaggio. Suocera, tutto. No, la suocera non nella Bau. Ah no, No, là ci siamo a cane. allora non vengo più. Sì. Nella Bau Ma guardate come sono stato veloce, l'ho scritto subito sopra, avete visto? Sono stato bravo. Sì, proprio. Quanto tiene? 800 watt. 800 watt. Allora, Sì, più o meno vado più nel dettaglio, perché io essendo elettricista la prima cosa che ho visto all'Agricamper è la colonnina. Tiene 3 ampere, ok? Sicché, perché questa domanda nasce sicuramente per il condizionatore portatile, chi se lo porta dietro. 3 ampere tenete conto che è il massimo che tiene la colonnina. Sicché se prendete un 700 watt ce la dovreste fare. Se ce l'avete più 700-800 watt, se è più grosso, Se ce l'avete più grosso, ragazzi, ve lo tenete. Cioè, se ce l'avete più grosso, Tilla, te che dici? Beato dei suoni. Oh, però e parla lei e c'ha un campo di baccelli, insomma. È pieno. E mio marito lo chiamano il re della fava. Ecco, a posto. Oh. È vero! Oh, naturalmente quella si chiama così, non è che... Ragazzi, ma perché? Perché le fa grosse? E tante. Ragazzi, aspetta che mi prendono per il culo. Allora, Andrea, che lavoro fai? Non te l'ho ancora chiesto. Perché ogni live mi chiedono, cioè io dico che lavoro faccio, che lavoro alle Romerlane a Livorno, ok? Che sarei elettricista, vabbè, nulla, era ragazzi, sponsor per le Romerlane. Comunque ragazzi, no, questa è una cosa un po'... Aspetta, sempre domanda seria, ma pagando extra c'è la possibilità di avere più corrente? No. No, perché le colonnine sono sezionate tutte con dei... Ma se le metti... Ma scusa, ma se le metti in serie 2? No. E poi manca quella... Ci sono 4 prese per colonnina e sono 4 interruttori a 3 ampere. Io purtroppo se entro in una casa guardo le prese elettriche e quando mi piace guardare, capito? Cioè lui cioè se lui guarda le prese elettriche. Vabbè. Anche le mie sono serie. Fabio, ascolta. Siccome in tanti ti vorrebbero vedere
abbiamo un 5-10 minuti, un quarto d'ora. Ti va di entrare? Cioè in live. Sì o no? Sì o no? Sì o no? Allora, Cosa vuol no. dire ogni cani nani passano ovunque? No, voleva dire i cani piccolini possono andare. Sì, perché la recinzione Parte da terra. parte da terra, sicché non passano di sotto. E comunque sia, è abbastanza alta, sicché non passano di sopra. È alta, se non mi sbaglio, intorno a 1,5 metri. 1,25. 1,25. Ah, ok, 1,25. Ma poi sei nano. Beh, di sopra ci passa. Mi faccio il bidet e arrivo. No, Fabio, può fare a meno di farti il bidet. Aspetta, che io gli provo a mandare. Gli posso mandare il link? Vai, però veloce, perché poi si mandano anche giustamente a letto che è tutto il giorno, che sono svegli, Gliene può erano anche fuori Livorno. gliene può mandare te, ce la fai? No. No. Allora aspetta, perché devo fare una cosa io. Tilla, Aspetta. Michele, diteci se ci siamo scordati comunque durante... dove è andato? È sparito. Quest'ora di comunque di chiacchiere e tutto, se ci siamo scordati qualcosa di dire dell'Agricamp, della sosta, qualcosa che abbiamo mancato. No, io volevo puntualizzare che anche se siamo a 7 km dal mare, se vi portate il mezzo, siete nel centro del mondo. Potete andare dove volete e a costo basso. E che quando vedo arrivare le famiglie con i bimbi, io sono felicissima. Io di più. Te Selvaggia stai tranquilla perché io sono a 40 km da voi, che a me non mi costa nulla venire lì e io ti lascio Claudia e se vuoi te la Va faccio bene, vedere. non ci sto. Ma piccina è la sua. Vabbè. E c'ha 2 anni, ma tranquilla che mette in riga bimbi di 6. Ecco. Mi fai entrare? Questo qua lo chiedeva, lo diceva anche qualcun altro. Ma ha trovato chiuso, l'ho trovato? È stato chiuso. No, giusto Selvaggia, non ci siamo scordati niente. Volevi dire No, qualcosa? allora. Ci vuoi dire qualcosa anche te delle feste che organizzi insieme a mamma? Vai. Verso mezzanotte inizia un po' a averci la testa un po'. No, ragazzi, no. Allora, io a costo di prendermi tutta la responsabilità, voglio ritornare lì con un bel po' di gente e far conoscere davvero quello che sono. Cioè, anche la bambina la viene sciolta così, guarda, ragazzi. Ma che si può dire? Oggi Gianluca ci dice, pensate ad integrare con una fattoria didattica? Ci abbiamo provato, ma ci è stato negato. Ora è una cosa seria questa. Ci abbiamo provato anche per fare ipoterapia con i bimbi con problemi. Ci è stato negato dalla regione. Dalla regione. Ragazzi, a volte veramente ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Sì, mi sarebbe garbato tantissimo. Ci credo. Allora, abbiamo un ospite. Ce l'abbiamo? Tilla, preparati, che andava a farsi bidet. L'importante è che si sia pulito le mani, perché se no... Allora, un ospite che è uno spettacolo, ragazzi. Eccolo qua! Casa Fabio Serra se l'ha attaccata. Fammi vedere. Cioè, si è preparato tutto. Allora, ci senti bene? No. Come no? Lo fa apposta, sì. Prova a mettere il dito indice. Zitto. Sì, in alto. Sì, ok. Perché per metà è biondo e per metà è moro. Vai, te la sei beccata subito. Fabio. Sai perché? Perché invecchia strati lui. Sì. Fabio. Piano. Invecchia dall'alto. Parli pure. Buonasera a tutti, piacere. Ciao Fabio. Ciao. No, Parla.
Ma ora parla. Cosa vuol dire? Posso parlare? C'era tutti gli ascoltatori. Porca miseria. Io non ce l'ho una che campeggio, ragazzi. Io non ce l'ho. Ma loro sì, fagli una domanda, Dai, una tua dici domanda cosa a vuoi loro. Mm, Non fare il timido. Ci devi pensare. Cioè, allora, io ce lo vedo bene. Nulla. Hai cagato? Allora, quando vuol fare il serio, Aspetta che Sì. non si è sentito. Cosa hai detto, Tilla? Ce l'hai una moglie, Fabio? allora Fabio, allora c'ho lui anche un è figliolo di 7 anni beh, Sì. e devo parlare appena perché mi sentono su, se no li sveglio e domani si va a scuola. Ma scusa, te dove sei? Nell'androne di casa? Fammi aprire. Sei in fuori a bagno. casa? Sono in Ah, in bagno. Un bagno. e infatti capito, e sentivo un po', per quello ho detto hai cagato in bagno. E che sai, il divano in bagno? C'era comodo. La faccio Caca comoda. comodo. sto cavolo. Allora ragazzi, allora Fabio, hai qualche domanda da fare appunto a loro? Fai sua bandiera o faccio normale? No, una normale e Fa una... sua bandiera, fa su normale. Come vuoi Una te, come normale vuoi e una te. no. Normale. In Aiuto. bagno blindata. Sì, per forza. E Sì, quando ma è sempre il bene 2021. Stiamo già nel 2021. Entro il 2021. Dai Fabio. No. Dai ragazzi, non è che... no, però Diamo argomenti. vedi Ganzo Fabio. Allora Fabio, mentre è nascosto, è quelle persone che io vorrei conoscerle dal vivo perché è No. da nascosto, cioè poi è quella persona timida come tutti noi, capito? È normale, e quando è timida è normale, però è quello il bello. Allora Fabio, si stava parlando di questa Ugly Camper che è da andarci perché è meraviglioso. Smetti a ridondolare perché vomito. Fermati, ok. A te ti farebbe piacere andare a trovarli? Sì, tanto. Sì, e quando sei libero, appena ci si va? Quando tu non ci sei. Ok, perfetto. Ho capito. Allora verrà. Su, allora, io ho fatto entrare Fabio perché mi sembrava avesse tantissime domande da fare. Anche Però sulla ora che collana, silenzio. facci una domanda sulla collana. È argento, vero? Oro bianco. Boh. Perché ha valore, ha molto valore. Lotteria del cinese. No, non è del cinese, è del peruviano, quella, non è del cinese. Il peruviano cinese. Bene. Michele invece cosa dice? Cosa dice poi? Io volevo dire una cosa che ci siamo scordati, che nell'aria ci sono anche le docce calde. Ci sono anche i bagni come l'anno scorso, e quest'anno per il Covid sono chiusi perché è più sicuro andare nel bagno proprio che nel camper. VC. A gettoni o no? Le docce sì, no, con l'euro. Vabbè. €1. Un euro? Un euro è il tempo quanto ci stai? 7 minuti. Poi, 7 minuti. la doccia dà il resto. La doccia dà il resto. Perché 7 minuti Vabbè. ci lavo la famiglia. Vabbè, dipende. Comunque Andre, dipende con la scusa tu vai insieme alla moglie a fare la doccia
A me mi basterebbe un minuto, Sicché ci vuole il resto, sì, ci vuole il resto. Cioè, oh, ne può fare 7 volte. Può fare 7 docce. Con i Si preliminari. può bloccare la doccia. Si può Sì. bloccare nel Sì. tempo. E allora vai. Allora va bene così, va bene così. Anche Beppe si becca, si blocca. No, io oggi sono short, ora sono short. Non sono più bloccato. Sentiamo tua moglie cosa dice. Sì! Un po'. Che lavoro fai? Chi, Fabio? Sì. Disoccupato da un mese. Vabbè, da po', stavo per dirlo, da po'. Che lavoro Facevi? facevi? Disegnatore meccanico. Ah, E adesso, Mi mi aggiusto il camper. Mi capiscono. E che lavorini sta facendo se San Pellegrino, davvero anche lui, guarda. Oh, quando si finisce perché si può vedere? Certo, ma è una settimana che piove, come faccio a verniciarlo mentre piove? Vabbè, la vernice all'acqua e via. Sagace. i minuti sono di erogazione continua o si può interrompere il flusso? Continua. No, sì. Ragazzi, Aspetta, perché io non... Dov'è la domanda? Ma cosa ha letto Tilla? Ho letto, non mi ricordo chi l'ha scritto. I 7 minuti sono di erogazione comunque continua. 7 minuti di continuo. Ah, ok. 7 minuti Gianluca. totali. 4 di pausa e 3 di acqua. Puoi stare fermo Sì, 4 Gianluca. minuti. Stacca. E 3 minuti d'acqua. Ah, vabbè. Allora va bene. Cos'è il gioco? Allora va bene. Perché mi si blocca? Chi si blocca? Io. Chi si è bloccato? Andrea. Ognuno guarda la televisione per i cazzi suoi qua. Sì. Ma Vabbè, mi sono oh, bloccato, comunque- come mai? Ma mi Come mai si sentite? blocca? Mi sentite? Ci sono zone d'ombra nel campeggio? Pendalino. Perfetto. Automunite. No, vabbè, c'è l'area comune che è tutta ombreggiata, poi c'è un altro pezzo di ombreggiante e ci sono 3 o 4 piante. Buonasera Flavio. No, vabbè, comunque sia, sì, Oh, vario sta, tu mi da noia, osti. Vario sta, tu mi da noia, osti. Ma sono bloccato? Mi sentite? Si ti sente bene? Non va una pippa. Provaci. No. Perché? Io secondo me c'ho il vicino che mi frega, per non dire un'altra parola, internet alle 10:30 ogni volta. Come che è possibile? Ma io te l'ho sempre detta che va a finire prima la live, no? Levati di osti. Aspetta, rientro, ritorno. No, vabbè. Vedi come funziona, ragazzi. All'inizio il problema ce l'ho io, alla fine il problema ce l'ha lui. È sempre Adesso è così. la vita i problemi. No, problemi. no, ma io soprattutto all'inizio, Fabio, soprattutto all'inizio. Poi dopo passa. Allora, ora vabbè, si aspetterà lui per salutare, perché comunque sia, per rispetto di Andrea, aspettiamo lui per salutare e per parlare della prossima live che avremo. Allora, intanto la cosa bella, ripeto, come gli vedete sono, anzi Michele è di più, perché in video Perché meno di così non può, no, meno di così un po'. In video, vedi, la sua figliola gli fa in video si vede giustamente, non si sente a suo agio, è normale, può essere. Però dal vivo ci si diverte, ragazzi, ci si diverte davvero. Tilla è così e basta. Sempre. Cioè, sempre. Però è quella cosa che ti fa sentire appunto a casa tua,
ti fa divertire e ti fa star bene. Quando siamo in vacanza e non si vuole pensieri nella testa, si vuole un po' di rilassamento. Ecco, si parla di rilassamento, gli arriva. Ma poi gli arriva con quel sorriso così. Oh. Sembra Doraemon. Tranquilli, ci pensa. Sì, no, lavori lì. Non c'è? Mi serviva internet. Fabio, non per fare pubblicità a me, ma guarda il prossimo video che uscirà mio sabato e capirai dove lavora Alberto. Ok? Basta. L'hai visto il mio del vaso di espansione? Sì, no, ma sì, si parlava di agricamper, poi fate i cavoli vostri voi due. No, perché voleva sapere dove lavoravi. Okay, no, okay. Diceva appunto che appunto ti fanno sentire, ripeto, ti fanno sentire in famiglia, ti fanno sentire a casa tua, ti fanno sentire a tuo agio, ed è questo, penso, la cosa importante. Quando siamo in vacanza sa voglia di stare, riposarsi. Perché sennò lo si attacca a Pippone. Ascolta un po' me, ma come siete messi a prenotazioni in questi, diciamo, agosto pieni, però negli altri mesi come siete messi per chi vuol venire? Venite. Un buco lo trova. Lo diceva anche Beppe. Anzi, io vi devo dare un consiglio. A luglio è la vacanza migliore, perché i locali hanno appena riaperto, sono tutti puliti. Noi che gestiamo i locali al pubblico siamo molto più pazienti, perché non abbiamo ancora toccato terra. Ci abbiamo sempre pazienza. A luglio è tutto più bello. È tutto più verrà bello a luglio. C'è Penny che dice Siccaria, nemmeno la linea le do stasera. Mi spiegate perché agricamper e non campeggio? Allora, grande Michele, così ti voglio. La sa, questa la sa. Allora, ho studiato, purtroppo ci ho studiato. Aspetta, però aspetta un attimo. Ma però fallo parlare. Sì, però vai un po' più sotto la palma. Basta, la sappiamo. Vai un po' più sotto la palma. Ok, vai, perfetto. Allora, io parlo normativa della regione Toscana, che è corta. Praticamente ci sono due tipologie. Noi che abbiamo un'azienda agricola possiamo realizzare o un agricamper o un agricampeggio. Quindi l'agricamper, come siamo noi, possiamo ospitare solo camper. L'agricampeggio vuole ospitare anche roulotte e tende, oltre ai camper, e i bungalow. Questo è in base a uno che richiesta fa, perché poi dietro ci sono anche altre cose da realizzare, tipo i bagni. Il campeggio, devi realizzare lavanderia, cucina, bagno, ogni tot. Adeguamenti. Camper no. Non capito. Io ho una domanda io seria, e se mi potete rispondere, naturalmente non uno spicciolo, ma così, diciamo, all'incirca. Se uno gli venisse in mente di aprire un agricamper, ok? A livello burocratico e a livello finanziario, all'incirca, cosa deve intraprendere? Cioè, nel senso, in Italia come siamo messi sotto questo aspetto? In Italia come siamo messi? No, sta buono. Io parlo a livello burocratico e la domanda è così, nel senso, sappiamo già la risposta, però. Un altro! Allora, praticamente per quanto riguarda l'agricamper, per esempio, ogni regione ha le sue normative. La regione Toscana deve avere un minimo di ettari di terreno e dimostrare che sei davvero un agricoltore, che produci, ci vuole il conteggio delle ore, varie cose.
E noi, quando abbiamo presentato la domanda, dopo 40 giorni, 20 giorni ci dovevano dare la risposta. Dopo 2 anni eravamo sempre. Poi qualcuno è andato dal sindaco e vabbè, qui ci sarebbe. No, in breve, 20 giorni, se non ti rispondono puoi partire con lavori. Era così. Silenzio assenso. No, insomma, con 20 giorni si poteva partire con lavori. 20 giorni, un mese, 2 mesi. Sì, signora, ora vi diamo tutti i permessi. Sì, signora, un anno e mezzo. Dopo 2 anni, una mattina mi sono svegliata e ho detto: domani vado a prendere permessi. Domani li vado a prendere. Sono andata presto, ho bussato, sono entrata dentro. Venga, signora, venga. Ho conquistato la sedia, non mi sono più alzata. Gli ho detto, fino a che non mi date i permessi non mi alzo. Entrava il sindaco, l'assessore, uscivano, rientravano. Sono stata tutta la mattina così a sedere. Sono arrivata a dirgli, mi vergognavo come una capra. Sono arrivata a dirgli, se mi toccate vi denuncio, ma io voglio i permessi. Insomma, hai la licenza per sfinimento tu. Sì, hai la licenza per sfinimento, è bello. Sì. Il problema era che un assessore del comune ha il campeggio sul mare e non voleva farci aprire. Era tutto lì il problema. Che vergogna. Ci sono dei finanziamenti europei a fondo perduto? Allora, no, io ho avuto un finanziamento dalla regione Toscana. No. Michele è troppo pronto. Cioè, l'aspettava proprio questa domanda, hai visto? Sì. Sembra segnata. Ne ha 3, ce ne manca una. Sì. C'è Nadia. Vieni in mezzo. Ci so, dai. E niente, un finanziamento dalla regione Toscana a fondo perduto. E sì, ne basta la pena, ma tanta burocrazia. L'avete passato? No, è praticamente stata la fregatura, perché Michele sa fa tutto da sé, no, sa fa tutto, elettricista, idraulico, tutto. Eccomi, ci sono nel mezzo. Stai vicino al tuo marito, così. E c'è una barman in mezzo. Ci vorrebbe lo sprizzettino. Però mi basterebbe anche così. La collana. Scusami. Però, se prendi contributi a fondo perduto, devi far fare tutto alle ditte. Esatto. E se ti danno 10, te ne spendi 100. Ma se facevi da te, spendevi 20, capito? Perciò c'è la fregatura. E poi te ne danno in lire ancora. Sì. No, eravamo... No, vabbè, niente. Ah, sì, vabbè. Sì. Comunque, come ti giri, lo pigli sempre. Sì. Ok. Sicché, insomma, quando si dice chi fa da sé fa per te. Che non hanno piaccioli, tende, perché siamo agricampi. Andate. Ma scusa, ma gliene mandano in privato queste domande? No, c'è scritto là, Fabio. Le leggo, le sto leggendo. Volevo aggiungere che oltre non potete tenere le tende nelle piazzole, oltre che siate agricamper, ma nemmeno un'area sosta camper può tenere le tende. No. Solamente i campeggi possono tenere le tende. Ok. Perché anche l'area sosta camper è solamente per i camper, nel senso per i camper, è un parcheggio. È un parcheggio, sì, che poi quello più bello, quello meno bello, comunque la destinazione è quella, cioè nel senso. Sì. Figli in appoggio, Poi c'è, dov'è? Ah, Antonella che dice, ma le tue verdure le vendi agli ospiti? Se non le vendi gliele fregano. Le verdure le vendi agli ospiti? No, allora, le regala ma le rubano. Io queste cose le posso vedere po'. Se le fumano. E vabbè, la nostra azienda agricola serve un magazzino all'ingrosso, quindi nell'arco dell'anno facciamo 1 o 2 articoli però all'ingrosso.
quindi ad esempio ora avevamo i baccelli o Fino a che fave, non veniva Beppe. fino a che non veniva Beppe, e da questo mese fino a tutto ottobre facciamo solo esclusivamente zucchine per questo magazzino all'ingrosso. Però le vendi ai clienti che vengono lì, cioè se uno Sì. volesse acquistare il tuo prodotto le vendi? Sì, certo, sì. Ok. Non c'è soltanto non c'ho tanta scelta. Certo. Vabbè, comunque Però, Beppe ha però già ti, assaggiato però ti posso dare un consiglio, ti posso dare un consiglio, Michele. Dimmi. Quando tu vai, siccome hai da fare le decisioni per le bao piazzole, piglia un'altra cinquantina di metri in più di rete e chiudi, perché ci si arriva troppo bene di là. Capito? No, è un consiglio, Succede, ogni tanto succede. Ma io penso che succede ogni tanto spesso. Michele è diesel. Ma ampliare l'azienda anche a fattoria didattica? Lo so, l'hanno già chiesto prima. Ce Fabio, l'hanno. Anche te. Fabio era assente, non eri attento. Era in bagno. Era in bidet. Ah. Non posso mungere le vacche, Fabio. Ce lo hanno negato. Permesso negato. Ma perché la destinazione della vostra azienda agricola non è per gli animali o per altri motivi? Sinceramente non l'abbiamo capito, ma non possiamo farlo. Ok. Vabbè, comunque va bene anche così, dai. Certo. Vabbè, Mercanti dice, visto la presenza del campeggio sul mare, scommetto che avete spesso controlli da vigile e finanza? Sì, ma non per il Non mare. era una domanda in realtà, ma non credo. No, io non ho capito. Scommetto che avete spesso controlli da vigile e finanza. No. Perché scommessa persa, gigante. Fammi tu, quanto sarà scommesso? Però anche perché, nel senso, alla fine loro veramente, per chi li andrà a trovare, capirà poi sul posto che non si dà noia con chi è sul mare, perché comunque la distanza c'è, anche se è poca, di 7 km, ma loro sono proprio in mezzo al verde, sì che insomma è un altro tipo di destinazione, cioè, vicino al bosco. Vicino al bosco, capito? C'è carciofi, c'è il bosco, sì che insomma non va al mare. Io non so se ci sono altre domande. No, io non le vedo. Per liberare loro che... No, infatti, no, per l'amor di Dio. Cioè, ci sono tenuti già, anche se comunque sia, ti ripeto, ci staresti a serata a chiacchierare con loro, perché cioè, il tè di Tilla lo vorrei provare, Sono curioso di sapere le erbe aromatiche che usa. Tutta verde. Sì, è molto verde. Ci sto. Allora, noi speriamo, con parte questo discorso Covid, permettendo di organizzare qualcosa, ma sicuramente se Casa Berchetto, se i Dubischeri organizzeranno qualcosa, sarà sicuramente da loro. Perché speriamo di farvi riconoscere dal vivo tutti insieme, ma se non c'è la possibilità di andare tutti insieme, intanto ragazzi andate a trovarli e andate a visitare il posto, perché è meraviglioso. Comunque, ma Selvaggia ha bevuto il tè di mamma? Sì. Ah, ok. mi sa che deve essere stato il fondo. Stanno schiacciando anche un cane? Il Chihuahua. C'è Chihuahua anziché d'attenzione. No. Come Michele. Sì, più o meno. Dai, se ragazzi, andate là sicuramente Michele e Tila, non ti preoccupare che da chiacchierare ce l'hanno. No, sì, tanto. No, ragazzi, allora vi si manda a letto, vi si lascia e vi aspettiamo mercoledì. Ho sentito un urlo, non so chi è stato, vabbè. Vi aspettiamo
È Fabio Sì. che gioca la FIFA. Ah, ok. Vi aspettiamo mercoledì prossimo, ore 21, e Ma cosa parleremo aspetta, di... perché... Ma lui fa tutto... Te fa da solo. Lui è già... Sembra mi Oh, oh, ciao Andrea, è già giù in macchina. Aspetta. Un po' da solo? Sì. Ma cosa ha detto Selvaggia? Perché l'ho vista ridere? Non lo sentivo. Ha detto il cane urlava. Cosa ha detto? Il cane urlava. No, No, era no, Fabio quello, Selvaggia, è era Beppe. Fabio. Era Fabio. Vabbè, come È in diceva bagno, Beppe, capito? ci rivediamo mercoledì, sempre qui, sempre solita ora, se Beppe, diciamo, riesce a sistemare il microfono, cuffie, insomma, macello. E niente, ringraziamo comunque, vabbè, Fabio che è entrato ora, ci ha dato le perle di saggezza, e ringraziamo Michele, Selvaggia, Tilla, poi c'è... chi ci manca? Chi ci manca? Gioia e Fabio. No, ma volevo sentire da Beppe, perché Beppe si non mi se ne ricorda mai. Cosa? Gioia, Selvaggio e Fabio. Io, ragazzi... Selvaggia. Selvaggio, ho detto bene. Stampato, l'ho Cazzo di stampato. campeggio eri tu, chissà. Selvaggio. Stampato, capito? No, volevo... Aspetta, ecco, questa signora è una domanda per voi, mi sa. Hai chiesto a noi? Penso Sì. Io non lo organizzo. Sì. Quando si può fare le serate, sì. Se no io mi faccio divertirmi. Certo che le organizzo. La più bella di tutte è stata quella vestiti tutti di bianco, apparecchiato tutto di bianco, tutte le luci bianche, è stato bellissimo, bellissimo, bellissimo. Eravamo in tanti. Si può fare il bagno in piscina di sera? Lo facciamo spesso. Beh, da te. Apro e chiudo parentesi un attimo, ok? Così rispondo io che sono neutro al Brigante che dice: io pensavo perché all'Elba le aree sosta sono tempestate dai controlli perché danno noia ai campeggi, 20 euro contro i 90 dei campeggi. E qui il problema non sono i vigili che danno noia, cioè che devono andare a controllare le aree sosta. Qui sarebbero in realtà qualcuno che dovrebbe controllare i prezzi dei campeggi. È differente la cosa. Apro e chiudo. Basta. No, ma su questa cosa qua io mi incazzo come una iena. Scusatemi la parola, ma mi incazzo sul serio sui campeggi, ok? Perché sarebbe bello comunque andare in un campeggio, trovare il market, qualsiasi cosa. Il problema sono che se ne approfittano coi prezzi, perché è una cosa assurda, cioè nel senso è veramente assurdo. Per quello che chiedono e cosa ti danno. Sicché è meglio a volte spendere 30 euro, tra virgolette, in un'area sosta, dove magari trovi gli amici, che andare a spendere 90 in un campeggio dove ti trovi magari in mezzo a nulla e non sai nemmeno chi è il proprietario e manco si presenta. Io sono di questa opinione. Più che altro è dare bene 30 euro a una famiglia per un progetto che ha lei, Bravo. che ha una società che ha un campeggio. Esatto. Sono veramente d'accordo. A volte si dice magari 15, 18, 20 euro sono tanti per area sosta. È vero, dipende uno come è abituato, potrebbero essere tanti. Però se poi uno va a vedere dietro cosa c'è nel progetto di chi ha, esempio qui l'agricampeggio, cosa c'è dietro, e quello che trova, insomma, cioè, veramente quei 18 euro spesi sono niente. È come andare a comprare roba in ferramenta e dare roba a Merlin, è meglio in ferramenta. Bravo. Guarda, su questa cosa qui è la solita cosa, identica, cioè è perfetto. Aspetta, perché... No, ha ragione pienamente. Come no? Se te trovi, se facciamo il paragone fra aiutare una famiglia e aiutare una catena, no. È differente la cosa. Ok, no, su questo punto di vista, ok. No, scusami. Sì. No, io mi riferivo a altre cose. Io come solito se sempre... No, io ragazzi... la puntualizzazione di Fabio, giusto? Io no. Perfetto.
E io non avevo capito, come il solito. Scusami Michele, ti là per lo sfogo mio del campeggio, ma è così, cioè nel senso, se ne approfittano. Perché io dovrei dare 90 euro a un campeggio e magari non andarmene in albergo a spendere 110, dove magari mi rifanno anche il letto e mi ripuliscono il bagno? Cioè, è quello che dico, no? Cioè, è abissale, cioè, è minima la differenza rispetto a questa cosa qui. A servizio. Però, esatto. Allora, visto che siamo a far notare queste cose un pochino più serie, vi faccio notare anche una cosa che magari non ci avete mai pensato. Le aree soste o l'agricamper come noi, che sono direttamente sul mare, non hanno bisogno della piscina, non hanno bisogno di avere bagni puliti, perché ci capita di sentire anche questo. Loro hanno il mare, possono chiedere anche 30 euro a notte e sono sempre pieni. Noi che siamo più lontani dal mare abbiamo bisogno della piscina, che ha un costo sia di denaro sia di tempo. Se per caso hai un bagno solo o è sporco, non ti dico vai a finire subito su Facebook, solo perché sei lontano dal mare. E possiamo chiedere meno perché siamo lontani dal mare, però come spese ne abbiamo di più, proprio perché siamo lontani dal mare. Ma logicamente chi è cliente basta, queste cose non lo può sapere, infatti. Non gliene importa nemmeno, capito? Però noi che lo viviamo come gestori è un punto in meno che abbiamo. Guarda, io ti dico questa cosa qua, mi incazzo perché io è 2 anni col camper, ok? L'anno scorso, vabbè, Sì. è un po' come le Marlene, tutti sanno la mia vacanza qual è stata, perché sono andato in Sardegna, va bene. Ho trovato un'area sosta con dei gestori come voi, cioè veramente che mi hanno fatto sentire a casa. Io devo starci un giorno, siamo stati una settimana, poi c'avevo il bonus vacanza, ok? Tanto non è il bonus vacanza che devi mettere, dovevo sceglierlo in un campeggio, perché se no non te lo facevano fare. Ho speso, tra virgolette, ho speso perché poi alla fine sono soldi, era 65 euro a notte. Ho detto non pago, tra virgolette a questo punto, ci metto anche la differenza sopra, ma vado nel top delle piazzole. Ci ho messo differenza sopra, 65 euro a notte, ero in mezzo al sole, ok, dalla mattina alle 7 alla sera che non tramontava, con dei pruni a terra, che praticamente ero solamente perché c'era il barbecue ed ero in Sardegna, 65 euro a notte. Non sapevo chi era l'animazione, c'era la piscina perché il mare lì, l'unico punto col mare brutto l'avevo trovato io. Che va bene, servizi zero, market stracaro e gente che in quel momento là c'era solo stranieri, io non sapevo chi parlava, che per me le vacanze erano finite il sabato che sono andato via dall'area sosta, per farti capire. A quel punto preferivo non spendere il bonus vacanza, ma davo 22 euro a notte all'area sosta, ci stavo 10 giorni, spendevo 220 euro e avevo fatto comunque 10 giorni in Sardegna tra amici. Sicché, cioè, a volte vanno calcolate queste cose. Poi magari 22 euro possono essere tanti per un'area sosta. Ci mancherebbe, sono opinioni nel senso personale di cosa uno trova. Però sinceramente aiutavo una famiglia, okay, a riprendersi comunque in un momento del Covid, sicché per me sono stati spesi benissimo. Ti ho detto, sì, cioè, ed erano, io spero di avere in live anche loro, stiamo aspettando il giorno che sono anche loro, sono una famiglia con 2 bambine, insomma, bambine, scusami, con 2 ragazze perché hanno 18 anni e una 16, sicché. E lavorano lì a tutta la famiglia. Sicché se si possono aiutare veramente anche con un pochissimo delle aree sosta, così io sono strafavorevole. La stessa cosa, Andrea, l'ho notata anch'io, diciamo. Io sono di Modena e nei weekend vado qua e lì di Romagnoli. In Romagna il mare è quello che è. Certo. Quindi lo stabilimento punta sulla pulizia, l'efficacia dell'area. Sono andato anche a Vieste, il mare è bellissimo, i campeggi, cioè, tanto siamo a Vieste, la gente viene, chi se ne frega, sì, certo, puntiamo a fare numero di ingressi, quindi sì, il discorso è poi quello. Sì, infatti. Vabbè, dai. Purtroppo si entra in un argomento un po', poi ci sono se ne approfitta. Insomma, ci sono tante cose. La cosa bella è che comunque nel mucchio si trova veramente anche delle famiglie come Tila e Michele
dove ti trovi veramente bene. Sì. Io in ogni area sosta che mi fermerò e troverò delle persone così che ti fanno sentire a casa, anche solamente per una notte, se io posso, con un piccolo gesto, che è una piccola live, un video, una recensione, e posso dare una mano, lo faccio no, volentieri di più. Perché comunque siamo noi camperisti che andiamo là, cioè nel senso, non è che se sei di passaggio loro lì sono lì per noi alla fine, cioè Punto. per loro è lavoro, ma come noi vogliamo essere considerati, magari loro hanno 48 camper da gestire e siamo 48 famiglie che vorrebbero essere considerate. Andrebbe capito anche questa cosa qui a volte. Diverse, con varie esigenze, c'è magari quello che vuole essere tutto per benino, quello che magari ne frega un po' meno, insomma. Però io mi sono trovato benissimo e ci ritornerò sicuramente a breve. Meno male che ho trovato un'area sosta vicino a casa, insomma. Così, anche solo per il weekend. A me non è vicino, dai. No, ti dico questa, Mimà, che non ha il camper, ha visto, sono venuti con la macchina, mi fa, ma quando è che si riorganizza col camper? Fino all'altra volta, voi andate col camper, ora vuoi organizzare col camper. Hai visto? Sì, poi Non vengono a pisciare tutti su mi camper, che... no, però... Perché hanno trovato comunque un'atmosfera bella anche loro, sì, che insomma, per chi non ha il camper e si avvicina a quel mondo e trova un weekend del genere, stai bene, stai veramente bene. Vabbè, niente, io quello che c'ho da dire l'ho detto. Spero anche loro, anche sì, voi. spero anche loro. Ragazzi, se volete andare a trovarli, la strada è come arrivarci, vi si è spiegato. Sono davvero appunto cordiali, ti fanno sentire a casa, perché andiamo a trovare, poi quando sarà il momento appunto si potrà organizzare qualcosa, sicuramente noi ci siamo. Allora, io farei un salutone a tutti. Oh, ci sei? Sì. Allora, ci vediamo mercoledì prossimo, che ne dici te? Che si fa mercoledì prossimo? È segreto, si guarderà domenica. Domenica facciamo uscire la live di mercoledì. Si guarda il segreto? Vabbè. Si guarda il segreto. Basta. Perfetto. Allora, grazie ancora a Tilla, Michele e Selvaggia, Fabio e Gioia. Scusate l'intromissione. Nulla. No. Ci sei fatto più da noi. Guarda, su idea comunque di Tilla e Michele che ci hanno chiesto, ma ci saranno persone che partecipano a live? Noi si è detto, guarda no, perché sennò poi diventa... Però potrebbe essere un'idea se magari qualcuno ha da fare delle domande o comunque insomma è di supporto, ben venga, nel senso ci fa piacere. Sono la cavia. Sei la cavia, sì. Bravo, appunto. Dai, facciamo un salutone a tutti e facciamo di andare a letto perché sennò ancora c'è le 2 ore. Grazie di tutto. Grazie mille a voi e ci vediamo alla prossima. Ciao gente, buonanotte a tutti. Ciao. Tilla non chiude nulla, Fabio non chiude nulla. Chiudi te perché qui è a rilento.